grazie veramente di cuore a tutti quanti voi che siete numerosi stamattina qua. Alle 10:30 di domenica mattina, alle 11 magari dice vado a fare un giro al mare, vado a fare shopping piuttosto che qualche altra cosa, e voi siete qua a dimostrare la vostra vicinanza a questo gruppo che è partito. Stefano Portoviro Sicura con Stefano Permonian sindaco, e voglio ringraziare tutti coloro che si sono messi al mio fianco per iniziare questa avventura, tutta la squadra. Ho una bellissima squadra, ne sono orgoglioso della squadra, e avremo il modo di conoscerli uno ad uno quando faremo la presentazione in sala Eracle. E comunque il 12 maggio. 12 maggio, ecco sì, la data comunque il 12 maggio. Con loro abbiamo in sinergia tra tutti noi. Voglio anche ringraziare tutti i collaboratori che non fanno parte della squadra ma che sono vicini, iniziando da Mauro, Aldo, l'Antonella e tutti gli amici che adesso non ricordo il nome, che comunque sono qua dalla mattina alla sera ad aiutarci. Ecco, oltre alla squadra appunto voglio ringraziare anche tutti i sostenitori, perché ne vedo numerosi sostenitori qua. Siamo qua stamattina per inaugurare la nostra sede, la nostra bellissima sede, perché è bella la nostra sede, e siamo qua per inaugurarla, per avere un punto di ascolto anche con i cittadini, quelli che vogliono fermarsi ad ascoltare le nostre proposte, condividerle anche con i cittadini le nostre proposte, ascoltare il nostro programma, le nostre idee, quello che abbiamo intenzione a fare per il prossimo futuro, per la nostra bellissima città di Portoviro, il cuore del Delta. Noi siamo a disposizione. È un onore per me affiancare una persona come Stefano. È un onore perché Stefano, quando gli abbiamo proposto, perché in realtà la sua candidatura è stata quasi spontanea, è stata una cosa che è emersa dalla volontà di tutta la squadra. Quando mi ha detto Valeria, guarda, sarò all'altezza di questo compito, io gli ho detto, guarda Stefano, potrai non essere voglio dire, un grande oratore o colui che magari si destreggia sul palco, ma la tua vita professionale, la tua esperienza di vita parla per te. Parla per te perché sei una persona di una estrema correttezza, di una estrema rettitudine, una persona che ha dedicato la vita a servire lo Stato e i più deboli, tant'è che sei anche referente provinciale della rete contro la violenza di genere, e non è un caso che abbiano scelto te. Sei una persona che, quando ho avuto la fortuna di amministrare questa città, mi ha dimostrato che i compiti che gli venivano affidati venivano portati a termine, e io credo che la nostra città, la nostra Portoviro, con te possa realmente essere al sicuro.